migliaio in più tra medici e infermieri con i 2 ultimi bandi dell'azienda Zero. Ci sono anche i pensionati rientrati in servizio e Zaia conferma a breve la produzione veneta di mascherine. Iniziati i controlli Spisal per la sicurezza dei lavoratori. Ieri 60 aziende controllate, oggi ancora sopralluoghi obiettivo, 100 al giorno. L'appello del governatore segna latte chi sgarra. Il contagio non si ferma, 2 nuovi decessi nella Marca, anche l'US 2 si prepara ad affrontare la fase critica con nuovi posti letto e il piano di tamponi per il personale sanitario. Alla residenza Zalivani un medico risulta in quarantena obbligatoria a seguito di esito positivo al tampone. I 2 infermieri che hanno collaborato con lui sono stati posti in quarantena preventiva. Nuove ordinanze sul tavolo del sindaco Conte a Treviso, parcheggi in centro gratuiti per residenti e sanitari e da giovedì parte la sanificazione delle strade. Nuova autocertificazione per spostarsi, bisognerà specificare che non si è positivi e in quarantena chi viola l'autoisolamento sarà accusato di procurata epidemia. Vive e lavora in Inghilterra da 7 anni la testimonianza di una trentenne trevigiana impaurita dalle misure e dai ritardi del governo Johnson. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Allora andiamo avanti con le notizie, come sempre in apertura vi faccio vedere i dati dell'ultimo bollettino emesso dall'azienda Zero davvero mezz'ora fa, i dati del contagio. Sono quelli che vedete adesso nelle immagini. Alle 18:30 di oggi i casi in Veneto di positività al coronavirus sono 2.923. 219 in più. Ci sono 9 decessi purtroppo da registrare nelle ultime 8 ore. Il primo risale all'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, il secondo l'ospedale di Mestre, poi sono stati riscontrati 2 decessi presso l'ospedale di Schiavonia, un decesso all'ospedale di Sant'Orso e ancora uno all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negar. Ormai questo è il bollettino che vi diamo quotidianamente, aggiornato 2 volte al giorno. Allora, rispetto ai dati che vi abbiamo dato questa mattina, ci sono 219 casi in più sul nostro territorio e sono 8.658 i soggetti in isolamento domiciliare. Sentiamo subito le parole del governatore Zaia, che ha fatto il punto oggi sulle nuove assunzioni ma anche sulla nuova politica dei tamponi. Vediamo. Noi siamo stati allevati con un detto qui in Veneto, no? Tutto ciò che non strozza ingrassa, e penso che calzi a pennello, anche se il mondo della scienza rabbrividisce davanti a queste frasi. Penso che un tampone non faccia mai male a nessuno e che comunque con un tampone si possano anche salvare delle vite. 13.000 nuovi tamponi, la strategia della regione è già partita. D'altro canto, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, l'OMS ha confermato occorrono test per arginare i positivi asintomatici. Regione che per far fronte all'emergenza sta già impegnando a bilancio qualcosa come 50 milioni di euro, dall'acquisto di nuovi respiratori all'assunzione di centinaia di operatori sanitari. L'ultimo bando che ha fatto Azienda Zero per cercare di reclutare più personale possibile ha dato questo risultato: 196 medici, 23 pensionanti, 62 abilitati, 53 medici specialisti, 58 specializzandi e 290 persone del comparto. Il totale di operatori medici più personale del comparto che finora quindi hanno risposto al bando regionale, l'ultimo che è stato emanato da Azienda Zero, è di 486 persone, che sono oltre, chiaramente lo specifichiamo, ai 525 che avevamo già autorizzato. 1 migliaio di nuovi operatori quindi. Quanto ai dispositivi di protezione, alle mascherine, a breve sarà presentata la soluzione escogitata, diciamo, a chilometro zero. Penso ce ne vogliono almeno 150.000 al giorno, almeno, e nei prossimi giorni presenteremo un'operazione che stiamo costruendo da una settimana per dar modo ai veneti di avere qualcosa da mettersi, insomma, davanti alla bocca. Prego. Questo significa che saranno prodotti in Veneto? Made in Veneto. Ma vi dirò di più, anche mascherine chirurgiche made in Veneto. Siamo riusciti a mettere in fila anche una produzione di mascherine chirurgiche. Partiti anche i controlli degli ispettori Spisal nelle aziende che per contenere il diffondersi del contagio sono chiamate a fare la propria parte. Il primo giro di controlli ci porta a dire che abbiamo controllato già 60 aziende in tutte le ULS, aziende sostanzialmente grandi e anche medio-grandi, e stiamo redigendo proprio una lista delle aziende. Oggi sono ancora fuori, lo faranno tutti i giorni,
penso che questo sia doveroso nel rispetto dei lavoratori. Penso che un centinaio di aziende le possiamo fare al giorno. Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare in maniera pulita e serena rispetto al totale, magari il fatto che si disattende totalmente il rispetto delle regole, ce lo dica. Non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, ci mancherebbe, sono la linfa vitale della nostra società, ma è pur vero che le aziende senza lavoratori che si ammalino oppure che muoiano non sono più le stesse aziende di prima. Quindi nell'interesse collettivo i lavoratori in azienda o sono tutelati o le aziende è bene che chiudano. Abbiamo trovato assolutamente aziende che usano dispositivi e cercano come si può dire, al massimo di rispettare le indicazioni e quindi i 13 punti previsti. Zaia ha dunque parlato di restrizioni, ha parlato di riapertura delle scuole, ma anche dell'ordinanza dell'Alto Adige di allontanamento dei non residenti, veneti compresi. Ho già espresso la mia idea che comunque le misure debbano essere rinnovate e anche inasprite. Mi riferisco alle passeggiate del sabato e della domenica che abbiamo visto che esito purtroppo hanno avuto e mi riferisco anche al fatto che di domenica bisogna chiudere tutto, anche i supermercati. Luca Zaia lo ripete, le restrizioni non solo non vanno allentate ma vanno rese ancora più severe. Occorre remare tutti nella stessa direzione e farlo con impegno, ma questo non significa diventare respingenti verso qualcuno. Il riferimento è all'Alto Adige che ha emesso un'ordinanza di allontanamento di turisti e non residenti. Il Veneto è aperto ai turisti e non manderà mai via nessuno dalle case di villeggiatura. Che questo sia chiaro, perché io non firmerò mai un provvedimento di questo genere. A meno che non accada che l'emergenza sanitaria sia tale per cui non ci sono più medici per garantire le attività anche a questi cittadini. Ma non esiste che in Veneto dico a qualcuno che si trova sull'altopiano di Asiago piuttosto che a Jesolo o in Polesine o il lago di Garda o da qualche altra parte che deve farsi le valigie e tornarsene a casa sua. Per noi gli ospiti sono sacri e restano sacri fino alla fine. Punto. Zaia risponde così quando gli si chiede se pensa che l'anno scolastico ripartirà il 3 aprile. La scuola, se la condizione è quella di oggi, secondo me va mantenuta chiusa. Non esita a definire una guerra quella che si sta combattendo. Zaia non vuole sentir parlare di decremento, seppur lieve, dei contagi. Non diffondete notizie positive. Di certo io non le diffondo, il modello noi lo conosciamo, non lo diffondiamo perché creerebbe solo angoscia e non è giusto e anche perché siamo convinti fino in fondo che alla fine vinceremo noi, non vincerà il modello. Però diffondere oggi informazioni di natura tranquillizzante non ci aiuta per nulla, ma non è una strategia, è la verità. Parla ai soggetti più deboli il governatore. Un particolare appello lo faccio agli anziani di organizzare la loro vita con una sorta di isolamento fiduciario volontario, il che significa che ormai ringrazio in molti supermercati, in molte rivendite alimentari che portano la spesa a casa. Questo è il sistema migliore per non aver guai con il coronavirus. Perché dell'immunità di gregge all'inglese Zaia non vuole neanche sentir parlare. Siccome per me, e finché ci siamo noi, i cittadini non sono un numero, ma hanno un nome e cognome, hanno una storia di vita e soprattutto gli anziani hanno fatto grande questo territorio e hanno fatto grande il Veneto, hanno diritto ad essere rispettati fino in fondo. E si vergognino quelli che dicono alla fine muoiono solo un po' di anziani. Allora adesso andiamo all'ospedale con le immagini perché anche l'ULSS 2 si prepara ad affrontare questa fase critica con tamponi per i sanitari ma anche per i pazienti e i lavoratori delle case di riposo. Aree Covid e posti aggiuntivi di terapia intensiva. Gli ospedali della Marca si stanno riorganizzando a partire dal Cafoncello con 17 posti di terapia intensiva, 14 già occupati nelle sale operatorie della terza chirurgia e 30 posti letto nell'ala staccata dell'ospedale di comunità. A Montebelluna ricavata un'area isolata con 44 posti letto Covid più 6 intensivi, 39 a Castelfranco, 27 a Conegliano più 10 di terapia intensiva. Il nosocomio di Vittorio Veneto, individuato
inaugurato con il San Camillo come dedicato ai pazienti malati di coronavirus, si sta liberando ai reparti. Ci si prepara a giorni difficili. Pronta la campagna regionale per i tamponi, finora ne sono stati effettuati 3.200, 525 dei quali positivi. Ora partirà quella straordinaria, a cominciare dal personale sanitario. Partiremo con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, facendo 100 tamponi al giorno. Poi sarà la volta del personale delle case di riposo e di quello ospedaliero. Andremo a testare inizialmente gli operatori di ORL e oculistica, per poi passare alla cardiologia e man mano ovviamente affrontando reparto per reparto. Sul fronte delle cure, a Treviso è partita la sperimentazione su 10 pazienti in varie fasi della malattia di un farmaco per la cura dell'artrite che sembra avere effetti positivi, ma al momento è ancora troppo presto, dicono i sanitari, per avere dati certi. E per sostenere medici ed infermieri in un momento di stress così difficile è partita anche la psicologia d'emergenza per dare al personale un supporto psicologico. Ne hanno già fatto richiesta 6 unità operative complesse. Infine, i controlli sulle aziende per il rispetto delle nuove normative per la sicurezza dei lavoratori, scattate le verifiche degli Spisal. Sono andate a verificare che tutti gli operatori stessero alla distanza di sicurezza, quella di 1 metro, che tutti fossero provvisti di DPI, cioè di dispositivi, che naturalmente gli ingressi e le aree comuni non ci fossero assembramenti, ma ci fossero mantenute le distanze. Nelle 17 ditte che sono state valutate ieri, il servizio Spisa non ha fatto nessun rilievo. Altre 80 aziende sono state controllate oggi, tutte quelle aperte, annuncia il direttore generale, verranno verificate. E a proposito di case di riposo, l'ISRA ha varato una sorta di piano di emergenza per creare una zona chiusa all'interno di ogni residenza dove eventualmente sistemare i pazienti, gli anziani che siano risultati positivi al Covid-19. Alla residenza Zalivani un medico risulta in quarantena obbligatoria a seguito di esito positivo al tampone. I 2 infermieri che hanno collaborato con lui sono stati posti in quarantena preventiva. Il medico nel corso degli ultimi 10 giorni ha fatto visita con mascherina protettiva a 10 anziani di un solo nucleo. I familiari degli anziani interessati sono già stati informati. Presso lo Zalivani è in corso un costante monitoraggio degli anziani e ad oggi, dopo 10 giorni dall'ultima visita effettuata dal medico in oggetto, non emergono segnali preoccupanti. Attenzione, perché cambia l'autocertificazione necessaria per gli spostamenti sul territorio. Oltre a continuare a dichiarare il motivo dello spostamento, lavoro o necessità, motivi medici, rientro dal domicilio, da oggi ogni cittadino deve anche dichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al tampone per Covid-19. La nuova voce si è resa necessaria perché molte persone sottoposte al regime di quarantena sono state trovate fuori casa. Chi viola l'obbligo di quarantena rischia fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia. Dunque, attenzione. Adesso sentite la testimonianza appello della commessa di un supermercato che ci racconta che purtroppo ci sono ancora troppi incivili che vanno a fare la spesa. Sentite quali sono le sue condizioni di lavoro. Quello che vediamo tutti noi che lavoriamo è tanta gente che viene a fare la spesa non per necessità, ma per usare come scusa per uscire di casa. Vengono in supermercato, anche oggi abbiamo visto gente non con carrelli ma con il cestino, quello rosso a manico, dove dentro c'erano 3 cose e girano il negozio per passare il tempo al cellulare. Tanti anziani, tantissimi anziani, tanti bambini oggi, quindi ci siamo chiesti fra di noi se la quarantena era già finita, quello che ci stiamo chiedendo noi. E noi che lavoriamo siamo anche psicologicamente a terra perché noi andiamo a lavoro tutti i giorni per garantire un servizio e ci ritroviamo che poi non c'è nessun rispetto, nessuna attenzione verso chi lavora. Stati dotati dei dispositivi di sicurezza? Sì, noi abbiamo le mascherine, noi abbiamo i guanti, sono state messe le segnaletiche per terra. Però la gente continuamente deve ripetere, c'è chi si offende di mantenere la distanza. È successo anche all'ingresso con tanto di guardia, ci prendono in giro e questa è una cosa gravissima e qui la gente si deve mettere veramente la mano sulla coscienza perché noi i nostri clienti li conosciamo
La coppia che scende dalla macchina si divide e si prende 2 carrelli per entrare in supermercato, e all'interno del supermercato fanno la spesa insieme, e all'entrata dicono che ognuno non sono sposati. Quando noi i nostri clienti li conosciamo bene, chiediamo veramente di mettersi una mano sulla coscienza. Insomma, avete sentito, ancora troppi bambini all'interno dei supermercati, e poi coppie, persone in coppia che poi si dividono per entrare al supermercato. Questa è la denuncia che abbiamo raccolto. Davvero attenzione, attenzione, attenzione. E per il rispetto delle nuove norme sulla sicurezza nelle aziende, CGIL e CISL e UIL insieme hanno invitato tutte le imprese del Trevigiano a costituire e convocare urgentemente il Comitato di Controllo e Vigilanza. I comitati hanno il compito di vigilare che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, e che per questo è anche prevista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali al fine di consentire di ridurre o sospendere la produzione per attivare interventi di prevenzione e tutela adeguati a garantire la salute e la sicurezza. E questo invece è il messaggio che lanciano i sindacati alle aziende. Adesso la parola al sindaco di Treviso Mario Conte. Una novità: l'ordinanza è già sul tavolo, parcheggi gratuiti in città per residenti e operatori sanitari. Ci stiamo lavorando proprio in queste ore per rendere gratuito il parcheggio per i residenti del centro e per tutti coloro che operano in ambito sanitario. Un segnale che vogliamo dare proprio in un momento dove andiamo a chiedere grandi sacrifici ai cittadini e grandi sacrifici anche agli operatori sanitari. Parcheggi gratuiti per residenti e operatori sanitari. Anche Treviso, come Venezia, sospenderà le tariffe di sosta per gli stalli blu. L'ordinanza potrebbe essere pronta già per questa sera. L'intento è quello di avvantaggiare chi risiede in centro e potrebbe avere una seconda auto da avvicinare a casa. Una sosta che per chi risiede in centro potrebbe davvero costare una fortuna. Quella che potrebbero dover pagare i turisti rimasti bloccati all'estero e che hanno ancora l'auto parcheggiata all'aeroporto. Il sindaco, consapevole del grande sacrificio chiesto ai suoi cittadini, lancia loro un appello. Capisco che sia difficile in questo momento cambiare le proprie abitudini e rinunciare anche ad andare a trovare i propri cari, ma lo dobbiamo fare per mettere al sicuro la salute degli anziani stessi e di tutta la comunità. Quindi chiedo questo primo piccolo sacrificio. Ricordare i nostri cari lo possiamo fare tranquillamente da casa per questo periodo, quindi non prendetevela, cercate di capire che tutte queste misure che stiamo adottando lo stiamo facendo per il bene vostro e di tutta la comunità. I risultati di questo isolamento si stanno già manifestando timidamente, quindi dobbiamo continuare in questa direzione se vogliamo uscirne quanto prima. Avete sentito allora, probabilmente parcheggi gratuiti, adesso vediamo da quando sarà operativa l'ordinanza, e poi da giovedì la sanificazione delle strade e da oggi la chiusura dei cimiteri. Adesso invece ci spostiamo a Fontanelle, dove 5 dipendenti del comune sono stati trovati positivi al coronavirus e il municipio ha chiuso. Si disinfettano i marciapiedi lungo le strade di Fontanelle e anche le panchine di fronte al comune. Qui nel municipio sono 5 i dipendenti comunali contagiati dal coronavirus. Tutti e 5 sono risultati positivi asintomatici. Diciamo che siamo partiti con una semplice influenza, 1 o 2 persone hanno avuto qualche difficoltà. Mi sono allarmato il giorno 9 quando ne ho viste 4 a casa. Per scrupolo il sindaco, un assessore e alcuni dipendenti che stavano bene ed erano al lavoro si sono sottoposti al tampone, poi hanno atteso il risultato. Su 7 tamponi, 5 sono risultati positivi. Abbiamo aderito ai 7 tamponi, fra cui il sottoscritto, e abbiamo trovato 5 positivi. Risultato che sono riuscito a chiudere un focolaio importante, asintomatici positivi. I dipendenti ora dovranno rimanere in quarantena. Tutti stanno bene, non hanno la febbre alta, nessuno manifesta problemi respiratori. Le cure ospedaliere non sono state richieste. Inevitabile però la chiusura del municipio fino al 23 marzo. Niente allarmismi, si vuole cautelare la salute sia dei dipendenti che dei cittadini. In comune ci saranno 2 vigili che risponderanno alle telefonate, altri impiegati lavoreranno da casa. Tutti gli ambienti del comune sono stati sanificati. Oltre che a questo abbiamo sanificato anche gli ambulatori dei medici, perché così gli anziani quando vanno a fare le visite sono sicuramente nella massima tranquillità.
Per quanto riguarda la disposizione di gratuità dei parcheggi nel centro storico, è arrivata la comunicazione, dunque questa disposizione sarà in vigore già da domani, quindi mercoledì 18 marzo e fino a venerdì 3 aprile. Questa è stata la dichiarazione del vice sindaco di Treviso, Andrea De Checchi. Passiamo all'agricoltura, adesso un altro grande tema di questa emergenza tra i produttori, ovviamente in difficoltà, perché il mercato è fermo e molta roba rischia di andare buttata. Da giovedì inizia la disinfezione delle strade nella destra Piave. Il Consiglio di Bacino Priula e Contarina stanno attivando, seguendo le indicazioni dell'ASL 2, un nuovo servizio per contribuire a garantire la sicurezza della cittadinanza contro il virus. Verranno sanificate le strade e le aree pubbliche maggiormente frequentate, i presidi ospedalieri, le case di riposo per anziani, gli ambulatori medici di medicina generale e dei pediatri, le farmacie e gli ipermercati. A contribuire alla più ampia opera di bonifica mai realizzata prima ci saranno anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti, mobilitati in tutta la Marca, con la distribuzione di acqua disinfettante grazie all'uso di roratori, nebulizzatori e atomizzatori. Lo rende noto il presidente della Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato. Sono centinaia le aziende, gli operatori che possono assolutamente mettersi a disposizione, pronti e disponibili per dare questo servizio che credo possa essere molto utile alla comunità. L'iniziativa concordata con la Protezione Civile e con il governatore Luca Zaia sarà in grado di raggiungere anche le aree più interne e difficili, dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle careggiate e per le pendenze dei tracciati stradali. Si tratta di una mobilitazione che rafforza l'impegno degli agricoltori e contoterzisti in questo momento difficile di emergenza, dove migliaia di aziende agricole sono impegnate al lavoro per garantire continuità delle forniture alimentari alla popolazione nonostante le evidenti difficoltà. Un altro appello che abbiamo fatto alle istituzioni, in particolare alla Regione Veneto, è che i 15 milioni di euro che tanti produttori e tanti agricoltori trevigiani stanno aspettando da AVEPA, che sono finanziamenti comunitari, visto il problema che c'è stato, questi finanziamenti sono stati rallentati e addirittura posticipati. Chiediamo invece che ci sia un rispetto dei tempi, perché altrimenti mettono in grosse difficoltà le aziende. Allora anche i trattori in campo per sanificare le strade, adesso 17 di marzo, oggi è il giorno dell'unità nazionale e pure il tricolore sventola nel silenzio. Il tricolore sventola sulla torre civica che domina a Treviso una piazza dei signori deserta. Oggi, 17 marzo, è il giorno dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, 159esimo anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, un anniversario anomalo e silenzioso. Per ovvi motivi di sicurezza sono state annullate tutte le cerimonie pubbliche. Sul sito del Quirinale una nota del presidente Sergio Mattarella: il clima di difficoltà, di incertezza e di sofferenza che stiamo vivendo rende ancora più stringente la necessità di unità sostanziale di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali e ai simboli repubblicani, ha scritto il capo dello Stato, ed un appello all'unità nazionale viene dalle penne nere. Il presidente degli Alpini, Sebastiano Favero, ha invitato i cittadini ad esporre il tricolore in ogni casa. Uniti ce la faremo anche questa volta, ha detto il presidente dell'ANA, ricordando l'impegno dei tanti volontari in questo momento così difficile per la nostra nazione. Da Resana a Brighton ascoltiamo la testimonianza di una lavoratrice che arriva da Resana e si trova da quasi 7 anni nella città inglese. Sentite. Non so sinceramente il governo cosa stia aspettando, perché mette un po' tutti i cittadini in una condizione di ansia e di incertezza, nonostante ci sia già una grande sensazione di incertezza per tutta la situazione. Francesca, 33 anni, da quasi 7 a Brighton per lavorare come digital designer. Un'italiana trevigiana che resta perché la sua vita è lì, in Inghilterra, ma che ha paura di come questo paese che la sta ospitando sta gestendo l'emergenza. Almeno per quanto riguarda la città in cui vivo, Brighton, ci sono tante realtà che stanno iniziando ad agire autonomamente senza aspettare le decisioni, le forti decisioni e i decreti governativi, quindi c'è
credo si sta iniziando a respirare un forte senso di responsabilità. Il sistema sanitario inglese ha subito molti tagli, ci racconta, il paese non sarebbe pronto a gestire un'emergenza di grosse proporzioni e così sono i privati cittadini a correre ai ripari. Supermercati e farmacie sono presi d'assalto. Al momento si fa fatica a trovare da una settimana a questa parte carta igienica, che è molto strano. Ma anche pasta, riso ed altri prodotti di questo tipo. Si fa fatica a trovare ovviamente mascherine, che sono completamente assenti da settimane, gel antibatterici, salviette disinfettanti. E le stesse aziende, la sua è una di queste, hanno provveduto a mettere i lavoratori in smart working. Insomma, gli inglesi inseguono ora l'Italia e gli italiani lì in Inghilterra non si sentono sicuri, non c'è consapevolezza della dimensione dell'emergenza. Un messaggio il suo rivolto anche a chi in Italia sta facendo fatica a sopportare la quarantena, suggerendo che possono essere misure anche invidiabili. Ora il governo inglese starebbe timidamente cambiando rotta, ma la storia ce lo sta insegnando, potrebbe già essere troppo tardi. Sentite che cosa è accaduto a Carbonera. I carabinieri hanno arrestato per spaccio un ventenne di Carbonera. Quando lo hanno trovato gli hanno anche misurato la febbre, hanno scoperto che il giovane appunto aveva la febbre alta, allora hanno disposto il tampone per lui, ventenne di Carbonera ma originario di San Donà di Piave. Nelle sue tasche i militari hanno trovato 100 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish e circa 150 euro in contanti. I militari che sono venuti a contatto con il ventenne, nel caso il tampone fosse positivo, saranno messi in quarantena. Adesso subito le notizie che arrivano da Belluno. Sanità bellunese sotto pressione. Confindustria Belluno Dolomiti ha acquistato 2 letti attrezzati per la terapia intensiva ed è questa la prima azione concreta che le associazioni industriali attua in sinergia con i vertici di ULSS 1 per far fronte alla pandemia di coronavirus in corso. Misure straordinarie a sostegno della sanità pubblica sono state approvate dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Belluno Dolomiti, volte all'acquisto di 2 letti attrezzati per la terapia intensiva e a una raccolta fondi tra le proprie associate per le necessità future. In questi giorni di emergenza, spiega Loren Berton, il sistema delle imprese sta dimostrando grande responsabilità sociale. C'è chi riesce a tenere aperte le fabbriche garantendo la massima sicurezza per i propri dipendenti, chi ha deciso di chiudere temporaneamente per ottemperare le indicazioni del protocollo sottoscritto nei giorni scorsi e infine chi ha interrotto la produzione in via precauzionale. Proprio in tema di sicurezza da ieri sono iniziate le verifiche del personale dello Spisal. In provincia di Belluno sono state controllate 4 aziende dei settori metalmeccanico, occhialeria e preparazioni farmaceutiche. Vengono e verranno attuati questi controlli per vedere che vi sia un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e che le indicazioni di evitare sovraffollamenti e contatti stretti tra i dipendenti venga assolutamente rispettato. Durante la conferenza stampa in diretta Facebook, Rasi Caldonio ha fatto il punto sui numeri dell'emergenza coronavirus in provincia. 17 persone sono ricoverate a San Martino in area non critica, malattie infettive e pneumologia. 4 i degenti in terapia intensiva, tutti provenienti dagli ospedali della provincia di Treviso. A Feltre i ricoverati in area medica sono 8. È lievemente cresciuto il numero dei contagiati, ad oggi 109 più 3 rispetto a lunedì. Fra questi vi sono una trentina di dipendenti ospedalieri. 4 complessivamente i decessi dal 21 febbraio scorso. Filtro molto stretto e attenzione alle case di riposo. Attualmente abbiamo alcune case di riposo che hanno delle situazioni ovviamente di problematicità perché hanno avuto alcuni casi di ospiti con positività. Sono stati messi in essere con tempestività tutte le precauzioni necessarie, a cominciare da un isolamento stretto di tutte queste persone e naturalmente la procedura dopo un'indagine epidemiologica si è passati a una campagna massiccia di tamponi. La cronaca: non hanno fatto molta strada le biciclette trafugate nella notte tra domenica e lunedì alla Cicle de Beste di Romano De Zelino. Il presunto autore del furto ieri mattina
Alle 6 è incappato in uno dei controlli disposti per la verifica delle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus e il colpo è andato in fumo. A fermare il furgone con targa inglese mentre transitava in via Col di Lana a pochi passi dal centro di Belluno è stata la volante. All'interno del mezzo 32 biciclette, 4 telai di marche prestigiose del valore di circa 87.000 euro. Il conducente è stato portato in questura dove l'accertamento sui rivenditori di biciclette ha portato a contattare il gestore del punto vendita di Romano De Zelino. L'uomo, che si trovava a casa per le disposizioni vigenti, si è recato in negozio e da lì ha potuto constatare che ignoti nella notte avevano tranciato la serranda del suo negozio e si erano impossessati di numerose biciclette. Il conducente del mezzo, senza fissa dimora e privo di qualsiasi traccia sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. A casa sì, ma in movimento. Sta riscuotendo molto successo l'iniziativa della sindaca di Valle di Cadore che su Facebook impartisce lezioni di fitness, lei da ex campionessa di calcio femminile. Io resto a casa e voi con me, ma scordatevi il divano perché le lezioni di fitness con la sindaca di Valle di Cadore sono molto più di una passeggiata. L'appuntamento è ogni sera in diretta Facebook alle 18. Partiamo con la corsa calciata come ieri, però continua, pronte? Via! Stiamo facendo, ragazzi? Dai! Sì, è stata così un'idea che mi è venuta, dico la verità, a forza di vedere su Facebook quelle vignette di come saremo dopo la quarantena, no? Un po' tutte più cicciottelle, così allora ho detto qua bisogna inventarsi qualcosa, uno per passare certamente un momento di spensieratezza, poi perché no, per provare insomma a fare un po' di movimento tutti insieme. Con Marianna Offer non si improvvisa, la sindaca ha alle spalle una carriera da calciatrice professionista, con la maglia della nazionale ha giocato nel ruolo di attaccante nell'Under 18 e Under 20 e nel suo palmarès c'è lo scudetto con la Fiamma Monza. Ho fatto parecchi anni, soprattutto via dal Veneto, in Lombardia, regione adesso molto colpita, sono in contatto anche con delle ex compagne che vivono proprio in Val Seriana e quindi sì, è anche un momento, dico la verità, per ritrovarsi dopo tanti anni. In questi giorni complicati per tutti, il Comune si sta dando da fare per sollevare i cittadini dalle necessità quotidiane, come fare la spesa e acquistare i farmaci. Abbiamo istituito con il Comune questo servizio a domicilio e la portiamo volentieri. Poi devo dire che i miei concittadini sono abbastanza rispettosi delle regole. Il messaggio che si vuole trasmettere anche con le mie lezioni divertenti di ginnastica è proprio quello che dobbiamo stare a casa, insomma. Adesso online. Piccolo squat con saltello, via! Avete visto che dietro alla sindaca c'era la famosa immagine con l'arcobaleno, la scritta "andrà tutto bene", la stessa cosa che abbiamo chiesto a voi di inviarci attraverso WhatsApp oppure attraverso le mail. Allora ecco un assaggio dei contributi che ci avete mandato. Ciao a tutti, Forza Italia, andrà tutto bene, io resto a casa!
Allora, con queste belle immagini ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione e dunque bel tempo con temperature in costante aumento sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 18 marzo. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà infatti decisamente soleggiato dappertutto con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Vediamo anche le temperature minime comprese tra 3 e 6 gradi, massime molto miti e comprese tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole prevalente, solo con qualche addensamento sui settori montuosi al pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime invece sui 19-20 gradi. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime invece sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3 e arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.